Allora io cercherò di essere più chiaro possibile nel tentativo di non banalizzare troppo il concetto. Non so se la cosa mi riuscirà, però. Allora, sostanzialmente il comune di Pieve del Grappa è azionista di Asco Holding. Asco Holding è una multi-utility che a sua volta, per dirne una, possiede Scopiave, che è una nota società di servizi. Diversi comuni del Trevigiano sono proprietari di quote del Asco Holding e nello specifico noi abbiamo 256.546 per essere precisi, azioni. Ci sarà un'assemblea la settimana prossima, il 14 di novembre, nella quale i soci, tra i quali ovviamente noi, gli altri comuni di soci privati, questa assemblea di soci è aperta anche ai soci privati, dovremo votare su alcune decisioni da prendere relativamente, diciamo, alla modalità con la quale si muovono le finanze di Accoholding. Perché diciamo, la legge e lo statuto fondativo di Accoholding prevedono questo. Allora, il Consiglio Comunale deve autorizzare il delegato nell'assemblea di Asco Holding ad acquistare azioni proprie fino ad arrivare al 20% del capitale sociale entro limiti di tempo e prezzo specifici. L'obiettivo è quello di garantire flessibilità strategica a variare delle condizioni di mercato. Come dicevo prima, Asco Holding è anche azionista di maggioranza col 50,001% di Asco Piave, che è una società quotata in borsa. E chiaramente è strategico per Asco Holding e per i comuni che possiedono Asco Holding essere, diciamo, avere la maggioranza assoluta. Di conseguenza ci sono delle condizioni in cui può capitare che sia necessario consolidare questa posizione di maggioranza attraverso l'acquisto di azioni. Fondamentale perché nel momento in cui ci fosse una scalata ostile, qualsiasi altro movimento di borsa che facesse saltare la maggioranza, ovviamente Asco Holding verrebbe meno i suoi requisiti strategici. Sono stati fissati dei limiti finanziari a queste transazioni in termini economici, in modo tale di poter rimanere insomma, in un perimetro accettabile dal punto di vista gestionale delle azioni della gestione stessa e, e relativamente alla nostra partecipazione in Apple Holding abbiamo anche verificato che non esistono conflitti di interesse e che la modalità con la quale noi siamo proprietari di queste azioni risponde alla legislazione vigente. Di conseguenza noi proponiamo al Consiglio Comunale di votare positivamente questa mozione, di cui poi i documenti più dettagliati li avete in vostre mani da qualche giorno, al fine di garantire che Asco Holding continui col suo mandato, garantendo ovviamente gli interessi dei comuni azionisti. Quindi il Consiglio deve dare la delega al sindaco o al suo delegato per votare positivamente in assemblea. Quindi vi stiamo chiedendo di votare positivamente ovviamente a queste diciamo deliberazioni finanziarie. Ecco. Direi che questo più o meno quanto. Grazie Giuseppe e chiedo se ci sono domande o interventi da parte di qualcuno. Nessuno? Gianca, ci senti adesso? Sì? Ok, allora pongo in votazione chi è a favore. Tutti? Vuoi la conferma per appello? Tutti a favore? Tutti Non c'è nessun contrario? Nessun contrario. Bene, votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Tutti a favore come prima? Ok, perfetto.
Bene, ringrazio l'assessore, ringrazio tutti i consiglieri e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Ciao a tutti. Aggiungo solo che se avete bisogno di chiarimenti sono a disposizione sia io che il ragioniere, ovviamente. Nel caso. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Buonasera, ciao.